e ti trasformi in un cyborg, diceva una canzone di uno dei miei gruppi di un po' di tempo fa, si chiamavano i Safillet, forse la riuscite anche a trovare su Spotify, sulle varie cose. Ti trasformi in un cyborg. Cyborg è il tema praticamente della nuova maglia d'allenamento. A me insomma tutta quella roba, vi dico subito, ciao, sono Valerio Fluido e sto per tornare a casa dopo queste serate che abbiamo fatto qua sull'isola dei famosi Temptation Island. Allora, prima impressione, ma here we go, adesso parliamo di tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi va, perché a me aiuta tantissimo. Mi piace l'aggiunta del logo Napoli un po' oleografico, un pochino, invece che solo stilizzato, solo la silhouette, c'è l'azzurro e la mi piace, c'è un azzurro lucido, traslucido, come si dice, il che potrebbe essere interessante anche per quanto riguarda la maglia, ma la maglia, tutti stanno chiedendo, ma quando arriva la maglia? Io per primo, insomma, ma quando arriva la maglia? A questo punto, in una logica delle cose, adesso abbiamo il training kit che vedremo addosso ai giocatori adesso che si riuniscono a Castel di Sangro, e poi ci possiamo immaginare che il giorno prima, così hanno il tempo di fare le foto, i video belli con De Bruyne, magari con i nuovi acquisti, e lì presenteremo la maglia. Quindi per Di Maro, senza alcun dubbio, se altrimenti esce il video sfogo, per Di Maro abbiamo la nuova maglia, in modo tale che ci alleniamo. Vi ricordate quando ci dovevamo allenare con le toppe sulle maglie vecchie per coprire i vecchi sponsor? Crescere è l'unica cosa che conta, quindi sembra che sotto questo punto di vista siamo cresciuti. Quindi il cyborg, dicevamo, ci sta questo traslucido, e anche EA7 traslucidato, e vediamo se questo poi si porta anche sulla maglia, che è interessante. Ricordo una vecchia maglia Mars che era traslucida tutta, e quindi questo. Per quanto riguarda le maglie, così dobbiamo andare. Are we going? We are going. Oh my god, ragazzi, so I gotta go. Per quanto riguarda le maglie, non mi dispiace, ci sta una versione più grigia e una versione più azzurra, meglio azzurra, ma poi c'è anche una versione grigia d'allenamento, forse per Conte. Sempre signori, Coca-Cola rende tutto più bello, secondo me, per quanto mi riguarda. Poi vediamo. Alex. Ciao a tutti. Ecco qua, vedi, lui impara subito l'italiano. Quindi dobbiamo andare, e vi dico che va bene, va benissimo tutto. Quella roba tipo Iron Man qua forse non mi fa impazzire, ma è una maglia d'allenamento. Coca-Cola la rende bella, ne parleremo con le grafiche adesso che torno a casa. Per Bokema è arrivato l'Here We Go, il che era previsto, era atteso, ma non avevamo alcun dubbio, e quindi aspettiamo Osimhen, 40 milioni, poi 17, una serie di cose. Vi abbraccio e vi bacio, visto che il video è più breve, più like, arriviamo a 1500 like improvvisi. Here we go, alla grande, un bacio, a presto.